Buonasera e benvenuti a questa puntata dell'Analisi. Vi presento subito l'ospite di oggi, che è l'europarlamentare dell'Italia dei Valori, Gian Maria Ugias. Bentornato e benvenuto. Buonasera. Allora, partiamo dalla zona franca, Ugias. Dibattito che è letteralmente esploso nell'ultimo periodo con una forte spinta anche dal basso. Se ne parla molto, ma la confusione, a dire il vero, non manca. Prima di tutto le chiedo se ci sono controindicazioni nell'essere zona franca. Ad esempio, gli artigiani di Confartigianato hanno fatto sapere proprio ieri che questa zona franca non serve. Sì, la prima controindicazione di questa zona franca è la serie di false informazioni che sono state fornite e che stanno girando, e credo che siano il primo nemico dell'attuazione della zona franca, che secondo me è un obiettivo sul quale la Sardegna e i sardi possono puntare. Ma siccome nella vita non arriva niente né facile né gratuitamente, ha un suo percorso, e questo percorso non può essere fatto né di bugie né di letterine che non portano niente. Le bugie quali sono? Ma le bugie sono intanto che con una lettera alla Commissione europea possa immediatamente essere istituita la zona franca. La seconda bugia è che a giugno la Sardegna perde il proprio diritto all'istituzione della zona franca che è sancito nel nostro statuto, cosa che invece non è vera, e questo è stato oggetto di una mia richiesta ufficiale al Presidente della Commissione europea perché faccia luce su questo. Il nuovo codice doganale entra in vigore a giugno, ma il contenuto e il contesto è sempre lo stesso. Viene stabilita la possibilità per gli Stati membri di istituire zone franche e siccome la Sardegna ha nel proprio statuto la possibilità di istituire zone franche, il nostro diritto continua a essere possibile e attuabile. Certamente non si può istituire senza fare una valutazione di quello che è l'impatto. Controindicazioni, sì, per rimanere sempre nelle domande. Si può fare, ma quanto costa? Perché se noi pensiamo che l'obiettivo principale sarebbe quello di far ridurre l'applicazione dell'IVA, delle accise, dei contributi sociali, dobbiamo anche pensare che le entrate della regione vengono alimentate fortemente da queste stesse accise entrate. Quindi la regione Una delle perderà entrate soldi. sono i 9 decimi dell'IVA. Cioè se io ho la possibilità su uno stipendio di 1.000 euro di dover pagare indirettamente allo Stato 800 euro di IVA, è chiaro che se non pago l'IVA acquisto 1.000 euro direttamente di prodotti esentivi. Ma se quei 200 euro non entrano nella regione e la regione paga il sistema sanitario, paga le scuole, paga i comuni, paga il sistema sanitario, come poi vengono pagati questi servizi? E secondo lei la Regione non l'ha fatto questo bilanciamento di costi e guadagni? Io ho visto gli atti della Regione, non c'è assolutamente una valutazione minima, e questa è un'altra cosa grave. Dicevo, le letterine mandate da Cappellacci per fare comunicazioni di attuazione sono delle cose gravi, anche perché poi ingenerano nella popolazione, che giustamente ha una grande aspettativa in un momento di crisi come questo, pensando che possa dare occupazione, che possa dare sviluppo alle imprese, ingenera un'aspettativa che, vista dal punto di vista della regione, è assolutamente un'iniziativa fallimentare. Tant'è vero che adesso ha recuperato con un'altra letterina Cappellacci, invitando ad attuare quel decreto 75 che venne approvato dal governo Prodi per poter istituire le zone franche, i porti franchi, sulla base del nostro statuto. Parliamo del decreto legislativo 75 del 1998. Sì. Ma questa è una cosa completamente diversa dalla zona franca. Non è la zona franca integrale. Non è la zona franca integrale. Allora, la zona franca integrale è possibile? Io dico sì, ma bisogna sedersi ad un tavolo con le istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, vedere in un rapporto costi-benefici qual è la portata, qual è l'ampiezza, qual è la durata, perché non è che ci può essere una zona franca eterna. Noi abbiamo avuto degli esempi di zone franche
che hanno avuto in Europa una durata temporanea per il superamento di una situazione di crisi. Io credo che questo possa essere l'obiettivo. L'abbiamo avuto in Francia, l'abbiamo avuto in Corsica, ma è stata una zona a tempo. Cautela, lei dice, quindi a suo avviso il 24 di giugno cosa succederà? Il 24 giugno non succede nulla. Succede che se noi iniziamo questo percorso di confronto tra istituzioni, possiamo arrivare all'istituzione della zona franca stabilendo quali sono i percorsi, il costo, ripeto, il rapporto costi-benefici e la durata, perché credo che ci siano le condizioni per la disoccupazione più alta rispetto ad altre zone europee, per il disagio che deriva dall'insularità, per il sistema socio-economico collassato come noi abbiamo, per poter riconoscere, avere riconosciuto questo diritto. Ma cosa diversa, lo ripeto ancora una volta, è dire da oggi noi siamo zona franca. Non funziona così. Anche l'altra cosa che io ho sentito e sono rimasto, devo dire, allibito, l'idea di una lettera mandata dal presidente della giunta regionale a Saras e a Enel per dire da domani non fate pagare più le accise o l'IVA sull'energia elettrica o sui prodotti petroliferi, cosa che stava circolando e che mi è stata riferita essere un dato reale. Sì. È lo stesso una cosa gravissima, perché se non è vera questa cosa va smentita, se è vera ci dica come questa cosa viene attuata e come viene realizzata, perché da solo non si può realizzare. Lei però ha chiesto un pronunciamento ufficiale dell'Unione Europea, esatto. Più o meno sa per quando sarà possibile averlo questo pronunciamento ufficiale? Ma io penso di poterlo sapere in settimana per avere quelli che saranno i tempi della risposta. Sicuramente questo sarà un altro contributo graduale per avere quegli elementi di certezza che possano continuare verso una risposta definitiva sul problema delle zone franche. A parte la zona franca, approfitto del fatto che è qui per chiederle altro su una questione importante ugualmente, che è quella dei fondi comunitari, periodo 2014-2020. Sappiamo quanto sia importante averli e soprattutto saperli utilizzare. Lei però tempo fa ha lanciato l'allarme sul ritardo con cui la Regione sta programmando questa opportunità. Che cosa c'è che non va? Allora, c'è questo che in Commissione Sviluppo Regionale noi abbiamo approvato i nuovi regolamenti che disciplinano i fondi comunitari nel periodo, programmiamo di 7 anni in 7 anni. Quest'anno scade il settennio precedente, 2007-2013, dal 1 gennaio 2014 si apre un nuovo settennio che ci porta al 2020. In questo settennio sono previste delle risorse che sono consistenti, anche grazie al fatto che la Sardegna rientrerà in una nuova categoria che sta tra il vecchio obiettivo 1 e il vecchio obiettivo 2, che è la nuova zona categoria intermedia, quindi ci consente di recuperare diverse centinaia di milioni di risorse aggiuntive. Ecco, questa programmazione, parliamo di centinaia e centinaia di milioni di euro, non la può fare la Regione da sola. Perché? Non perché lo dica io, ma perché questo è un dato comune purtroppo verificabile. Cioè le regioni hanno rappresentato un collo di bottiglia, sono pronte a prendere i soldi ma non sono disponibili a darle immediatamente, smistarle rapidamente e efficacemente nei confronti dei soggetti interessati. Proprio per questo nel nuovo regolamento che abbiamo approvato è prevista la costituzione di un tavolo di partenariato che coinvolga enti locali, comuni, province, associazioni di impresa, di categoria, sindacali, fino al terzo settore. Ed non è un optional, è un dovere. Per fare questo è stata stabilita una tabella di marcia che avrebbe previsto per la Regione il termine del 31 di dicembre per presentare al tavolo di partenariato e chiudere una proposta di questo accordo da portare prima a livello nazionale e poi a Bruxelles. Non è stato fatto? Non è stato fatto, assolutamente. Il rischio qual è? Le dico cosa è stato fatto, esattamente. Nel mese di luglio è stata approvata una delibera da parte della Giunta regionale che ha delegato questo al lavoro del centro di programmazione regionale, cioè dall'organismo politico è andato a un ufficio burocratico e dentro l'ufficio burocratico è rimasto, tant'è vero che io ho visto un comunicato del 13 di luglio, di febbraio, quindi di 15 giorni fa, circa 20 giorni fa, in cui per quanto riguarda il fondo sociale
è detto dalla regione stessa, si è costituito il tavolo interno per procedere a realizzare e a costituire il tavolo di partenariato. Cosa significa questo? Sostanzialmente che la regione sta facendo la sua programmazione senza guardare a quello che dovrebbe fare per legge, cioè coinvolgere quei soggetti ai quali stavo dicendo prima, che sono i protagonisti della nostra vita economica, della nostra vita sociale. Quindi noi rischiamo di avere una programmazione fatta da dentro che non sia né adeguata, perché purtroppo la regione, sia il Consiglio regionale, la giunta regionale, gli uffici regionali sono chiusi in un palazzo, non hanno oggi la consapevolezza di quelle che sono non solo le emergenze, ma anche le prospettive, perché da lì si tratta di sapere cosa ne sarà nei prossimi 7 anni della regione. Dal punto di vista dei trasporti, cosa sarà? Devo dipendere da un funzionario, devo dipendere da un dirigente che per quanto possa saperne, sicuramente dal punto di vista dei ferrovieri può essere viceversa necessario sentire i sindacati, sentire le associazioni di categoria, e di questo non c'è assolutamente traccia. Senta, Unione Europea significa anche rispetto delle norme. Molto spesso la Sardegna si è vista stoppare iniziative importanti, ad esempio aiuti alle industrie in difficoltà, oppure come nel caso della Saremar, della flotta sarda, iniziative intraprese, iniziative per calmierare il mercato, no? Vabbè, questioni che conosciamo bene. Però spesso l'Unione Europea appare anche come un ostacolo. Secondo lei è colpa di una visione ancora troppo assistenzialista, di una politica assistenzialista in Sardegna? Com'è questo rapporto conflittuale? Intanto c'è un problema di rispetto dei regolamenti più che della sostanza. È chiaro che se c'è un articolo come l'articolo 108 del Trattato di funzionamento che dice che tutte le possibili forme di aiuto di Stato devono essere preventivamente notificate alla Commissione europea, e tu regione, come è successo nel caso degli aeroporti isolani, non notifichi il provvedimento, quello significa apertura di infrazione automatica, senza entrare nel merito. E questo è accaduto purtroppo, è accaduto con quello, è accaduto con il sistema degli aiuti dati al sistema alberghiero, cosa altrettanto grave. Nel bando è stata inserita la possibilità di dare aiuti per opere realizzate precedentemente, e anche questo non era possibile. Dopodiché si apre un percorso di confronto tra quelle che invece sono forme legittime e che spesso possono essere portate avanti semplicemente con comprensione, con la valutazione delle situazioni, cosa che invece purtroppo questo non è avvenuto. Quindi si tratta di dialogare meglio tra istituzioni, cosa che non avviene, e di questo ne devono pagare le conseguenze i cittadini. E io dico da questo punto di vista che invece devono essere le istituzioni che hanno sbagliato ad assumersi anche economicamente, dal punto di vista del danno che subiscono le imprese, le conseguenze economiche che oggi patiscono le imprese stesse. Cioè io albergo che ho avuto un finanziamento di 100.000 euro o 1 milione di euro e ho rispettato correttamente quel bando, non mi posso sentire dire restituiscimi i 100.000 euro o il 1 milione di euro perché nel bando c'era un qualcosa che non va. Chi l'ha fatto quel bando? Qual è il funzionario? Qual è la giunta che mi ha consentito di poter accedere a quei finanziamenti che oggi mi vengono richiesti indietro? Il percorso inverso va fatto per dire a quell'assessore e a quel funzionario: metti mano alla tua tasca e pagali, perché questo è danno erariale, non è un danno dell'impresa, è un danno che ha fatto la Regione. Tempo finito, se no la procedura di infrazione l'apre l'Unione Europea. Grazie Gian Maria Ugias per aver partecipato all'analisi, grazie mille. Grazie a voi. E appuntamento domani con una nuova puntata. Buona serata. Buonasera.